Ah, ma non so perché, ma che la creatura che sta là dentro mi fa pensare al paese nostro. Io sono tornato e mi credevo di trovare la famiglia mia, o distrutta o a posto, onestamente. Ma perché? Perché io tornavo alla guerra. Invece che nessuno ne può sentire parlare. Quando io tornai alla guerra, chi mi chiamava a casa, chi mi chiamava là, per sapere, per sentire i fattarielle, gli atti eroici. Tanto è vero che quando io non tenevo più che dire, mi ricordo che per mi levare attorno dicevo bugie, contavo pure cose che non erano successe, o che erano successe alla dei soldati, perché era troppa la folla, la gente che voleva sentire, i guaglioni. O soldato, a San Sentire, conta, fatelo bere, il soldato italiano. Ma mo, perché non ne vanno a sentire parlare? Prima di tutto perché non è colpa tua, la guerra non l'hai voluto tu. E poi perché i carte 1000 lire fanno perdere la capa. Tu l'hai cominciato a vedere a poca volta, poi più assai, poi 100.000, poi 1.000.000 e non ne hai capito niente più. Guarda qua, a te ti hanno fatto impressione perché l'hai vista a poca volta e non ne hai avuto il tempo di capire quello che capisco io che sono tornato e l'ho già vista tutto insieme. A me prende tutta questa quantità di carte 1000 lire, ma pare uno scherzo, ma pare una pazzia. Tieni a mente, ma io tocco e non mi sbatto il cuore. E il cuore ha da sbattere quando si toccano le carte 1000 lire. Che t'aggiari? Si stiva qua forse perdeva la capo pure io. A mia figlia che ieri sera, vicino a Olietta la sora, mi confessai tutte cose, che già fa? La piglia una braccia, la mette in mezzo alla strada e le dico va a fare la prostituta. E quanta pata ne avessero cacciare i figli? E non solo a Napoli, ma in tutti i paesi del mondo. A te che non hai saputo fare, mamma, che faccia? Ma da cira, faccia la tragedia. E non abbasta la tragedia che sta scialando per tutto il mondo, non abbasta il lutto che portiamo in faccia tutto quanto. E Amedeo che va facendo un mariuolo. Amedeo fa un mariuolo, figlio da roba. E forse sulla lista non ci ha già pensato perché ci sta chi ci pensa. Tu mi hai capito? E io ho già capito che già sta qua. Già la famiglia si sta perdendo e chi vuole padre di famiglia ha da pigliare la responsabilità. E se ognuno potesse guardare dentro a quella porta, si passaria una mano per la coscienza. Ma abbiamo aspettato, ma sa da aspettare. Come ha detto il dottore, deve passare la nottata.